Buonasera cari amici telespettatori, uno spaccato della società civile per parlare del Jobs Act e dell'immigrazione giovanile. Purtroppo questo flagello per le nostre giovani generazioni che sono costrette, siccome non trovano lavoro, ad emigrare. Parliamo dell'emigrazione dei giovani, degli universitari, delle nuove professioni che se ne vanno in tutti i paesi del mondo perché non hanno più prospettiva, trattenendo al lavoro gli anziani, non ci sono sbocchi e i giovani se ne vanno. Ho uno spaccato abbastanza interessante della società civile con anche dei politici e non, che vi presento subito. Alla mia destra abbiamo un sindacalista della Feneal Wil, regionale, segretario regionale, Valerio Franceschini. Buonasera, grazie per essere venuto qui. Poi abbiamo Mario Pozza, che è vicepresidente della Camera di Commercio di Treviso. Buonasera, vicepresidente. Abbiamo un operaio metalmeccanico che è conosciutissimo in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, Roberto Serra. Buonasera Roberto. Alla mia sinistra Mara Bizzotto, europarlamentare della Lega Nord. Abbiamo Maria Rosa Pavanello, presidente dell'Anci Veneto. Buonasera, sindaco anche di Milano. Abbiamo due attori, e perché poi capirete perché ci sono due attori questa sera. Alla mia sinistra Alvaro Gradella, grazie per essere venuto qui, e poi abbiamo Carla Stella, grazie anche per essere venuta lei qui da noi questa sera, e due cittadini che hanno chiesto di partecipare alla piazza. Voi sapete che chiunque può fare questa richiesta: Adriano Zuliani, che è pensionato, insieme a Zdenka Horvat, che è una cittadina croata italiana che vuole raccontare la sua personale esperienza. Siccome parliamo anche di tanti temi interessanti sulla nostra attuale situazione politica ma anche lavorativa, cominciamo soprattutto con questa novità del Jobs Act. Io darei la parola agli esperti, al sindacato, ai sindacalisti che sono due questa sera. Insomma, Jobs Act, riflessione, poi lanciamo magari altri temi. Come lo vedi tu questa nuova riforma, il patto per il lavoro? Ma innanzitutto chiamiamolo patto per il lavoro, riforma del lavoro. Non tutto quello che è previsto non è condiviso, voglio dire, è condivisibile da alcuni aspetti di questo, laddove parliamo di ridurre il costo del lavoro in termini generali, sia in termini di assunzioni, sia in termini di costo per le imprese. Il problema è che ci sono due aspetti che secondo noi devono essere rivisti. Uno è la messa in discussione dell'articolo 18, la seconda è queste tutele in progressione, per cui evidentemente questi due aspetti noi riteniamo che i posti di lavoro non si conquistano attraverso le norme di legge, ma attraverso una politica di sviluppo, una politica che vada verso un aumento di quelle che sono le nostre potenzialità e di attrazione nel mercato del lavoro anche di investitori stranieri, e non certo attraverso queste, come dire, dettati Poi facciamo una carrellata veloce. Mario Pozza, le associazioni di categoria, gli industrialoni e anche gli artigiani sostengono il governo Renzi sempre di più. Ecco, una riflessione su questo fatto. Lei è anche presidente uscente di Confartigianato, marca trevigiana, oltre che vicepresidente, no, della Camera di Commercio. Ecco, le categorie del Veneto e del Friuli Venezia Giulia sono sempre più con Renzi. Perché? Ma questo non lo so, probabilmente perché il vento probabilmente tira da quella parte. La prospettiva futura è che Renzi duri, visto anche che probabilmente non c'è un'altra alternativa a Renzi in questo momento. Grillo non è un'alternativa, vero? Grillo purtroppo, dico purtroppo perché in quel momento ci sono molte speranze di giovani che sperano di trovare delle risposte. Grillo è Grillo. Grillo è stato anche lei candidato per una settimana, mi pare. Candidato, c'era un'apertura per quanto riguarda la società civile del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali, approvato in Veneto dai loro meet-up, dai loro quindi gruppi di lavoro a livello provinciale e regionale, e poi è stato bocciato dal vertice nazionale e quindi il progetto non è più andato avanti. Come dicevo, c'era questa aspettativa da parte di questo gruppo Veneto perché interessasse anche la società civile,
quindi il mondo imprenditoriale, la rappresentanza, eccetera. Il mondo imprenditoriale ha scelto Renzi, insomma. Ecco. Ma c'è chi è a favore di Renzi, chi un po' almeno meno. I capi, Mara, i capi hanno scelto Renzi, perché poi abbiamo visto che i capi, magari se la regia fa un collegamento poi col Senato della Repubblica Italiana con la senatrice Paola De Pin, che è fuoriuscita dal gruppo grillino e ne ha da dire di tutti i colori, poi prendiamo un collegamento. Ma Mara Vizzotto, ecco, tu non sei d'accordo che le categorie economiche del Veneto sono con Renzi? Sì, beh, Confindustria sicuramente, e penso anche gran parte di Confartigianato, purtroppo. I capi, voglio dire, sì, poi bisogna vedere la base sentiamo poi la Maria Rosa Pavanelli. Questo esatto, perché poi insomma non è che le categorie economiche guidano credo che il mio l'elettorato. presidente regionale sia molto più vicino a Zaia che c'è sempre qualche eccezione positiva da il tuo questo punto di presidente vista. regionale, ex presidente regionale. Lui è vicino a Zaia, sì, lui è vicino a Zaia. Mi sembra di sì. Tu sei vicino a Zaia o no? Ma io sono sempre stato equilibrato, io sono vicino a chi fa l'interesse del mondo produttivo. E quindi a Zaia. Quindi io ho avuto bisogno del PD, mi ha dato una mano il PD, l'ha rubinato per dire, o qualche altro esponente, il 5 Stelle mi ha dato una mano, non so, per la piccola mobilità, la Lega stessa mi ha dato. Quindi nella rappresentanza bisogna avere la coscienza che si rappresentano tantissimi interessi e l'interesse non può essere portato avanti solo da uno. Il Partito Democratico farà le primarie, mi ha chiamato prima Roger De Menec dicendo che il 30 di novembre ci saranno le primarie tra Moretti e Rubinato e altri candidati, quindi decideranno, ma poi su questo parlerà la Presidente dell'ANCI. Ecco, Mara. Renzi, lo dicono tutti, lo confermo io, sta dividendo il paese, perché invece andare a dialogare con gli operai, incontrare gli operai, preferisce le cene dove invita gli industriali, gli artigiani, dove però bisogna pagare minimo 1.000 euro al mese, per 1.000 euro per partecipare alla cena. Fa quello che faceva Berlusconi comunque. Esatto, evidentemente. Con la differenza che probabilmente Renzi incontra anche qualche artigiano e Berlusconi incontrava solo i signori dell'Aquilotto. Incontra persone che può permettersi ma tu sei la voce della verità, poche ore. Vivi del tuo, non è che hai bisogno che ti comprino le robe. No, a dimostrazione che è molto più attento a un determinato settore economico. A proposito di Job Act, va detto una cosa, che si tratta di una legge delega in bianco. È in bianco che il Parlamento dovrebbe approvare, dovrebbe dire: Renzi, ci fidiamo di te. Tu che non sei stato eletto oltretutto. Facciamo una carrellata, abbiamo tutta la trasmissione. Ecco, Maria Rosa Pavanello, allora una riflessione, no, su questa rivoluzione tra virgolette che si sta vivendo in Italia. Ma rivoluzione forse perché c'è un po' più di movimento, nel senso che mi pare che il nostro Presidente del Consiglio sia una persona molto attiva che lancia un sacco di proposte. Del Partito Democratico, renziana. Sì, io dico che una scossa ci voleva, perché obiettivamente io sono una persona molto concreta e molto obiettiva. Io credo che ci volesse un po' di segnali importanti su alcuni temi. Poi a volte lo sappiamo, il Presidente Renzi è anche molto violento, ma lo fa anche per essere comunicativo, è uno stile. Lo sappiamo che anche chi lo sostiene ogni tanto dice che eccede nei termini. I soldi dei comuni, io su questo sono stata molto, molto netta, ma lo siamo tutti. Noi sappiamo che c'è un Parlamento, certo che siamo stati critici. Quindi c'è un dibattito all'interno. Certo che c'è un dibattito, ma il dibattito è inevitabile. Io credo sia anche, se arriviamo a fare anche delle scelte così di campo, penso che non è che ci sono tante scelte, il momento, i soldi sono pochi, c'è bisogno di dare anche un segnale per creare dei nuovi posti di lavoro, per dare un po' di fiducia alle aziende, ma per dare anche un po' di fiducia ai giovani, perché insomma lo ha detto lei all'inizio, lo hai detto tu, l'età media è molto elevata. Facciamo l'esempio dei comuni, l'età media dei nostri dipendenti è di 50 anni e ci sono tanti giovani che hanno competenze e bisogna anche trovare il modo per fare entrare dei giovani. Sei sindaca, io questo lo dico e lo denuncio. Sindaci che tra l'altro in questo momento chiedono più soldi al governo. Sì, noi stiamo dicendo di non fare tagli lineari, perché sappiamo bene che le regioni sono molto diverse, i comuni molto diversi. 45-50 anni.
E quando andranno in pensione quelli lì, chi lavorerà negli enti pubblici? Chiude Roberto Serra questa prima carrellata, poi c'è la pubblicità. Ci sono un sacco di giovani, no, che cercano lavoro, che bisogna farli entrare, ma io ti faccio ma tu ti rendi conto che siamo almeno 0,4% di PIL in caduta libera come Stato? Ci rendiamo conto che abbiamo debito pubblico non indifferente? Ci rendiamo conto che abbiamo una desertificazione industriale senza precedenti in Europa? Ci rendiamo conto dove li vogliamo ricollocare questi giovani? Cioè dimmi te, dove li inventiamo il lavoro? Dove c'è l'offerta? Cioè spiegatemi un attimino, se qua la gente sta scappando perché non ci sono più opportunità. E questo Stato le opportunità certamente non le va a creare con questo Job Act, che comunque sia, come diceva giustamente Mara Bizzotto, è una delega in bianco. Una delega in bianco, indipendentemente da tutto, che ti porta ad avere, se non sbaglio per gli imprenditori, per i primi 3 anni, sgravi fiscali dove metteranno in conflitto sociale già le persone, tra il vecchio e il giovane che entra all'interno dell'azienda. Perché i costi saranno minori per il giovane e saranno gravosi per quanto riguarda il vecchio. È inutile che stiamo qui a raccontarcela. È inutile che siamo... non assume perché gli sgravi fiscali, assume nel nostro paese ci sono state migrazioni cicliche. Negli anni 30 c'è stata una grande migrazione, poi dopo la crisi del 29 c'è stata una grande immigrazione, dopo la seconda guerra mondiale un'altra immigrazione, ora conosciamo una terza immigrazione, ma c'era anche una immigrazione all'epoca quando cadde lo Stato Veneto, Gradella, perché lo Stato Veneto non aveva in quel momento emigranti e quando poi sono subentrati gli austriaci, i francesi e poi gli italiani, prima i francesi poi gli austriaci italiani, sono andati raminghi per il mondo. Difatti volevo mettere anche raminghi per il mondo. La nostra tradizione è raminghi per il mondo. Una riflessione, anche perché poi mi devi dire cosa farai fra poco, ma dopo la pubblicità. Va bene, ma direi che più che gli italiani, tu hai detto austriaci, francesi, metterei per quel che riguarda il 1866, anno in cui è ambientato il film Il Leone di Vetro, in quale recita anche Carla Stella. Si trattava di piemontesi più che di italiani, che hanno finito poi per provocare una situazione tale per cui molti veneti sono emigrati in Argentina, in Brasile e nell'America del Sud. Ma quando c'era lo Stato Veneto non eravamo emigranti, ma anzi eravamo con i nostri possedimenti in Dalmazia, Istria, Grecia e dappertutto nel Mediterraneo, ma non andavamo a lavorare in altri stati. Dopo l'annessione, sì. Dopo la pubblicità. Ho incontrato un professore dell'Università del Canada di Quebec, Filippo Salvatore, che ha coniato un termine italianesi, e cioè i 100 milioni di italiani che sono nel mondo, secondo lui è cattedratico all'Università Concordia del Quebec da anni, molisano, ha detto sono italianesi, quelli che non sono più né italiani né canadesi. Sentiamo un'intervista sui ricordi anche dell'infanzia, l'amore per la patria, l'amore per l'Italia di Filippo Salvatore e nel contempo anche questo fatto che lui si trova a vivere una dimensione esistenziale un po' italianese. Luigi Gandhi, per la piazza siamo in visita qui all'Università degli Studi di Udine perché è arrivato un professore importante, Filippo Salvatore dal Quebec, che insegna italiano a Montréal. Il tema della trasmissione, professor Salvatore, è purtroppo la crisi che indurrà fra poco gli italiani e i nostri giovani ad emigrare nuovamente. Ci sono state 3 grandi emigrazioni, una nel 30, poi nel 50, adesso anche una nuova emigrazione. E quindi una riflessione va fatta sugli italiani, sui veneti, friulani in questo momento, che sono costretti ad andare raminghi per il mondo ancora un'altra volta. Purtroppo è vero, quello che dice è vero. Io constato da 2 o 3 anni che sta aumentando sempre di più il numero di giovani molto spesso laureati con un'ottima formazione accademica che non riescono a trovare condizioni di lavoro qui in Italia e vengono da noi, in Canada. Quindi è cominciato, è vero, un nuovo ciclo di immigrazione da tutte le regioni d'Italia, nord, sud, adesso non c'è più differenza.
perché storicamente le comunità italiane del Nord America, soprattutto anche quella di Montréal, sono state fondate da gente che veniva dal meridione, dal mezzogiorno d'Italia, anche se bisogna dire c'è stata, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, una presenza numerosa e qualificata di gente che veniva dal Triveneto, dal Veneto, dal Friuli Venezia Giulia e anche dal Trentino, soprattutto dalla provincia di Trento. Noi abbiamo fondato nel 1998 il Centro di Cultura Canadese, che ha avuto come principale asse di ricerca quello dell'immigrazione, naturalmente friulana, siamo una regione di immigrazione, abbiamo Toronto e Montréal, due metropoli canadesi che hanno una fortissima presenza friulana, e quindi noi da letterati, da storici, antropologi abbiamo studiato il fenomeno dell'immigrazione friulana, ma non soltanto, poi perché si inserisce, come diceva il professore, in un fenomeno migratorio molto più ampio. L'abbiamo studiato nelle opere letterarie, le opere filmiche, cinematografiche. Il professore, per esempio, quest'anno è venuto, insegna a Concordia, che è una delle università più multietniche, dove la presenza anche degli immigrati, figli di immigrati italiani di seconda o addirittura di terza generazione è molto presente. Ecco, il professore ci ha presentato ai nostri studenti friulani, e non solo, le opere di registi di origine italiana o anche di registi canadesi di lingua francese, che riflettono sulla presenza italiana in Canada, facendoci vedere delle opere bellissime, interessantissime, dove tra i due paesi c'è proprio fortissimo ancora questo legame, e un legame che appunto purtroppo sarà purtroppo nel senso che molti nostri studenti vanno in Canada e lì trovano anche un impiego intellettuale di alto livello che noi qui in Italia non siamo in grado di dare. Professor Salvatore, lei è venuto qui dopo tanti anni in questa terra friulana di guerra, è venuto anche il Papa recentemente, andrà poi a Strasburgo il 28 e noi saremo là al Parlamento Europeo. È venuto qui a Re di Puglia, eravamo vicini, molto vicini al Santo Padre, anche con l'Università di Udine, e un ricordo ai nostri morti, perché sono morti qui per queste terre tanti italiani, ed è stato ferito anche suo nonno Filippo Salvatore, che si chiama come lei. Vuole ricordare il nonno con la sua poesia? Mi sto commuovendo perché mio nonno per me è stato più che un nonno, è stato colui che mi ha insegnato a vivere. Io ricordo da bambino, noi avevamo una casa in un paese che si chiama Guglionesi, al confine tra l'Abruzzo e il Molise, e mio nonno mi invitava spesso a casa sua. E io faccio parte ancora della generazione che è cresciuto da bambino senza televisione, quindi la memoria orale dei nonni era un modo per imparare a vivere. E uno degli episodi indimenticabili nella memoria di mio nonno era quello della sua partecipazione alla Prima Guerra Mondiale. Lui era arrivato giovanissimo, 19enne, appunto col treno, che lui chiamava un cavallo di ferro. Era sbarcato qui a Udine e da lì era andato poi a piedi con i suoi commilitoni fino a Cividale. E da lì era stato mandato sui crepacci, sulle colline da conquistare essenzialmente. Ora io ho avuto il piacere qualche giorno fa, grazie alla mia collega e a suo marito che è di Cividale, di fare una visita a questa bellissima cittadina. E mentre stavo sul ponte vedevo il natissone che colava lungo così nel suo letto e sentivo scrosciare l'acqua, mi è venuta in mente il ricordo che mio nonno Filippo faceva della sua permanenza su questo territorio. E mi è sgorgato dal petto così questo bisogno di mettere su carta questo ricordo che adesso io vi leggo. Scorre il natissone a Cividale, sgorga dai pietrosi picchi giuliani,
si perde nei meandri dell'ipogeo celtico, fuoriesce e scorre limpido il Natisone e scroscia sotto il ponte del diavolo a Cividale. Hic forum Iulium Caesar posuit, nomen agro dedit et Romanum fecit. Davanti alla facciata di pietra bianca del Duomo e dell'oratorio delle Clarisse di Santa Maria in Valle, bronzeo, imperiale, resta il saluto di Giulio Cesare, colui che perì a Roma alle Idi di marzo. In piazza davanti al municipio batté lo zoccolo il cavallo del Longobardo, che domandò le spoglie opime, e le ebbe, ed altre cercò nella piana padana e tra le vette dell'Appennino in quel di Benevento e di Spoleto. A Cividale arrivò col cavallo di ferro dalle colline della Frentania un giovane magro di nome Filippo, mio nonno, che stordito dall'alcol uscì di trincea con la baionetta che tinse di rosso, di sangue. Poi tinse anch'egli la scarpata vermiglia, colpito alla spalla da una pallottola di moschetto austriaco a Caporetto. Scroscia ancora, sempre uguale, la corrente del Natisone a Cividale. Questo è un omaggio che ho voluto fare a Filippo Salvatore, che è anche un grande editore in Canada, ha una sua rivista Panorama Italia che fa 150.000 copie ed è un accademico molto conosciuto in Canada e difende un po' l'italianità. E mi diceva che l'italiano ormai è la quarta lingua mondiale. È diventata la quarta lingua mondiale e l'importanza del Made in Italy è fondamentale per i nostri... Adesso tu parli del Made in Venice, ma io ti faccio una domanda provocatoria perché ridi. Tu ridi, ma il Made in Italy è importante per salvare l'Italia. Non c'è niente da ridere, credimi, non lo è abbastanza, non è abbastanza sfruttato il Made in Italy. Quindi il Made in Italy è importantissimo, il Made in Italy, per i nostri lavoratori, per l'immagine del paese. Non è abbastanza difeso, lo vediamo purtroppo giornalmente, lo sanno bene gli artigiani, che troppo spesso in giro per il mondo si trova di tutto spacciato per Made in Italy e di Made in non ha niente, vale per il settore dell'artigianato, dell'industria, dell'agroalimentare. Noi qui abbiamo tutto in Veneto e purtroppo non riusciamo a tutelarlo, non riusciamo a commercializzarlo come si deve. E purtroppo a Bruxelles una cosa è chiara a tutti. Il Made in è bloccato? Non lo vogliono, perché sanno che l'Italia è un paese di produttori, il resto dell'Europa, Germania compresa, un paese che commercializza. Maria Rosa Pavanello, Quindi... siamo la quarta lingua del mondo, noi. Abbiamo sentito Filippo Salvatore, quarta lingua del mondo, e il Made in Italy è la nostra grande risorsa, anche questi ragazzi che vanno all'estero. Ma io dico una cosa, io lo vedo come trend e anche come osservatorio rispetto a una cittadina media che è la nostra, che tra l'altro siamo una città che ha il reddito pro capite medio più alto della provincia di Venezia, sì, la città di Milano, ma è un fenomeno che c'è da un po' di anni, che giovani con competenze molto elevate decidono anche di fare un'esperienza all'estero, perché perlomeno da un decennio c'è un po' questo trend in cui decidono, appena usciti dall'università, di fare un periodo in cui da un lato approfondiscono la conoscenza delle lingue e di sistemi anche diversi, però ecco, quello che ho osservato in questi 2 anni e mezzo in cui io sono sindaca è che il numero è aumentato, e poi i dati che lo avete detto all'inizio, cioè i numeri sono davvero molto cresciuti. C'è anche, come dire, un clima generale in cui c'è un po' la voglia di provare ad uscire e vedere se c'è anche un po' più di positività, perché non nascondiamoci che c'è proprio un clima anche molto cupo, c'è bisogno di dare delle speranze. Io vedo che territori anche come il nostro, che non sono prettamente turistici, ma vedono l'Expo 2015 e il gran numero di visitatori che avremo soprattutto dall'Oriente,
come un'opportunità per venderci meglio. Il Made in Italy è saperci vendere meglio tutti. È cambiata la filosofia negli ultimi 10 anni. Sì, ma io sto dicendo che anche comuni che non sono prettamente turistici si stanno rendendo conto di quanto importante è sapersi proporre e dire questa è l'Italia, questo siamo noi. 10 anni fa c'erano giovani preparati che volevano fare un'esperienza, arricchire la propria esperienza. Bravo. Oggi invece non hanno opportunità. No, esattamente un minuto. Valerio Franceschini, abbiamo visto un emigrato, sia pure di livello, come Filippo Salvatore, editore, professore universitario, eccetera, che guarda e ritorna con nostalgia nelle nostre terre. Abbiamo poi, dopo la pubblicità, Eleonora Sensidoni, giovane, che parla per un piccolo intervento dell'esilio visto dai giovani, l'esilio dei giovani che partono per l'America Latina, perché ce ne sono tanti che vanno anche in America Latina. Tanti in Canada trovano tutti lavoro, in Australia trovano tutti lavoro, Stati Uniti d'America così e tanti partono in America Latina. In America Latina, non si sa perché, attratti dalla grande America Latina. Pubblicità. Lasciare la propria terra e provare quello che significa l'esilio. Via col servizio. A un niño que mira a un padre y una madre divididos, los llamados de la falta son tantos, tantos, tantos. Eleonora Sensidoni, il dramma dell'immigrazione italiana. Siamo andati raminghi per il mondo, come è successo a tanti. Questa sera avete appena finito questo spettacolo. Sì, Mario Benedetti è stato solo uno dei tanti, ovviamente, che ha dovuto subire la violenza dell'esilio, lasciare il paese e tornare alla vecchia patria, però ci ha insegnato che le patrie possono essere due, che anche l'esilio può causare una nostalgia. Infatti ha scritto questa poesia che parla della nostalgia dell'esilio. Siamo sempre in viaggio tutti quanti, siamo tutti quanti degli emigranti alla fine. A volte la sofferenza possiamo vedere che ha delle conseguenze anche molto positive, ovvero possiamo godere di queste bellissime opere, oltre alle poesie, ai romanzi, ai racconti, ma anche l'impegno sociale di quello che è stato Mario Benedetti. Quando me ne sono andato, quando finalmente ho deciso di andarmene, perché ormai mi era impossibile convivere con gli antidoti della paura, io mi ero accorto che poco a poco avevo cominciato ad odiare i miei angoli preferiti o gli alberi ondeggianti e che gli amici di sempre iniziavano ad essere gli amici di mai e c'erano più cadaveri nei depositi di spazzatura che nelle imprese di pompe funebri. Allora ho aperto la valigia per i viaggi brevi, anche se sapevo che questo sarebbe stato lungo, e ho cominciato ad infilarci dentro ricordi a casaccio, oggetti, immagini, lettere che messe insieme raccontavano sofferenze, ultimi abbracci alla frontiera più vicina, sere senza le campane dell'Angelus ma con il rumore a battola dei mitra, sorrisi che erano stati smorfi e viceversa, défaillance, atti di coraggio, insomma, un'antologia delle foglie secche che il vento dell'abitudine non era riuscito a portar via dalla faccia della guerra. Llévate de mí también el dolor. Lleva en ti todo mi desconsuelo y también. Vogliamo dedicare la canzone di Bola de Nieve, un cubano, che ha scritto Ay amor. Ay amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay amor, no me dejes
preparandosi a partire, io vivo fra i giovani all'università, sono tutti con la valigia, cioè stanno preparandosi a partire, mi viene da piangere perché tu senti sti ragazzi che non credono più nel loro paese, Sì, se cioè, posso... non credono più nell'Italia e stanno andando via. Ed è E noi vero. abbiamo gli uffici pieni di cinquantenni e sessantenni che lavorano. E mandiamoli in pensione a 80 anni, così ne avremo ancora di più dentro, novantenni, bicentenari avremo dentro. Capisci? È sbagliata Persone che tutta non sanno la nemmeno usare il politica, computer. è sbagliata Perché- di programmazione di questo Stato, ma non da adesso, è ferma da oltre 30 anni. Da 30 anni. Ma è grave, ferma, Roberto, capito? è grave. È grave, no, è non grave. È grave, Poi, sti ragazzi sai quant'è vanno il via. costo? Sai quant'è il costo per ogni giovane laureato che va via dall'Italia? Sono 800.000 euro, sono il costo perché la persona vada a laurearsi. Per questo Stato, cioè noi diamo 800.000 euro ad altri Stati per arricchirsi della nostra cultura, del nostro know-how, del nostro sapere, perché questo Stato non è stato in grado di calare i ferri in acqua e creare un sistema coercitivo che riesca ad attirare queste persone qua a rimanere in Italia e a creare ricchezza in Italia. Io credo, vedendo i due servizi, credo che prima di tutto sia giusto ringraziare gli emigrati, i nostri emigrati, perché bene o male tutte le famiglie friulane e venete hanno avuto in famiglia un emigrato Tutti che hanno avuto. è andato all'estero e mandava qualcosa a casa per sopravvivere. Io stessa ho avuto 2 zii, uno in Belgio, in miniera, e uno in Australia. Però loro mi hanno sempre ricordato come sono stati accolti, perché loro sono andati là con dignità, sapendo di essere ospiti e avendo tanta voglia di lavorare. Ecco, quindi dobbiamo sempre ricordarci. Non dimenticare a che, differenza, che lo Stato comunque sia da un tuo parente ci ha marciato sopra col carbone per quelle persone che lavorano in a miniera. differenza Attenzione. dell'immigrazione attuale è inconcepibile per noi che abbiamo vissuto quel tipo di emigrazione accettare tutti come stiamo facendo adesso. Credo che sia doveroso, nel momento in cui non c'è posto di lavoro per i nostri veneti, dire stop a quello. No, ti entrano Perché nelle è case triste. adesso, hai visto? Esatto. I colleghi, Non ho visto, hai visto? ho visto. Adesso lancio l'appello, Ho stanno visto cominciando ad tutto. attaccare, a saltare anche le località balneari, non solo le case operaie, Hai capito? vanno dentro gli appartamenti delle case E vuote, questo è delle il- case è il al mare, perbenismo e non buonismo. possiamo mandarli via. Ma scherzi, capisci? I nostri giovani se ne Lo vanno dico- all'estero, guarda, lo dico gli senza- anziani stanno un anno continuando di a potere lavorare, avrei voluto in mezzo stanno alle continuando mani a lavorare, e non questa c'è gente qua ricambio avrebbe già finito e di siamo vivere. invasi nelle case, nelle abitazioni da persone che vengono da altri paesi e la polizia non fa niente. La polizia bastona gli operai, ma non può esistere che la polizia bastona gli operai. Franceschini, non è possibile, Serra, che la polizia, l'ho sempre difesa la polizia, non la difendo più. Perché voi vergognatevi, state bastonando gli operai, vergognatevi! Permettimi una cosa, la cosa più schifosa di questi giorni, vedere un ne assumo tutte le responsabilità del signor ministro Alfano. No, prendo Già le non me- distanze. ma prendi No, le distanze, non non me ne posso frega, accettare non questa- me ne frega no, non niente. posso accettare questa definizione. No, Luigi, No. adesso tu mi fai Uno parlare. può sbagliare, Io- ma cosa non può puoi sbagliare definirlo che stavano psicopato. montando ad arte Va le bene, immagini? io non sono d'accordo. Non sarai d'accordo, però mi lasci esprimere, mi lasci finire, perché voglio che il messaggio gli arrivi in mezzo ai denti. Non possono montare, no, come hanno fatto loro, le immagini dicendo che sono stati gli operai che hanno attaccato i poliziotti. C'è solamente da vergognarsi da parte di questo Stato nei confronti di chi produce ricchezza in questo cazzo di paese, va bene? Che vengono bastonati per strada. Quella gente che era per strada stava solo e esclusivamente gridando per il proprio posto di lavoro, che dei tedeschi, va bene, si stanno riportando in casa delle lavorazioni che in Italia le facciamo in Italia e le facciamo a Taiwan. 2 posti al mondo che fanno quella tipologia di acciai. Ci vogliamo vergognare 2 minuti e mezzo per le parole espresse da certi personaggi che stavano cercando, e io non sono uno della FIOM, di dare tutte le colpe al signor Landini. Vogliamo dare la colpa a Landini di questa Mario sfascia Boccia su Italia? questo argomento, perché qua bisogna veramente riformare anche, dopo No, sentiamo il problema la è sindaca questo. che rappresenta anche Renzi, perché bisogna riformare tutta l'Italia, ma anche questi episodi qua non debbano più succedere, sindaco. Non possono bastonare gli operai e dopo lasciare i vecchi a lavorare, i giovani che sono raminghi per il mondo. Hai visto quanta tristezza, stanno per partire, capisci? Questi devono andare via, questi giovani devono andare via. Quello è un episodio inqualificabile, è stato detto in tutte le maniere che è un episodio che va fatta chiarezza e assolutamente
persone che sono in quello stato di tensione e che stanno appunto protestando giustamente per un loro diritto e per avere uno stipendio, assolutamente c'è stato un episodio inqualificabile, per cui io penso, e lo hanno detto in tanti, che lì vada fatta chiarezza e non si scarichino le colpe. Comunque gli operai non si devono toccare perché stanno difendendo il loro posto di lavoro. Seconda cosa, forse è passato un po' inosservato, però la riforma fatta in pieno agosto per la pubblica amministrazione sta prevedendo delle misure per far entrare dei giovani nella pubblica amministrazione. Si stanno prevedendo delle forme di incentivazione per le persone che hanno raggiunto i requisiti per andare a lasciare appunto gli enti locali. Anche se è lenta da mettere in piedi. No, oddio, molti comuni ci stanno già pensando, perché Renzi, io parlo come comune, io parlo come sindaco e come presidente. Ma se sei un blocco totale, un altro pianeta. Anche i fazzoletti per piangere ormai, sindaci, non avete più soldi. Stiamo portando dentro delle persone un po' più giovani, ci stiamo mettendo insieme e stiamo trovando il modo. Deve andare a Roma un po' più incazzata, perché sento un po' troppo calmo. Se no Renzi veramente non capirà mai. Lui è un grande parlatore e affascina tutti. Non ma sono solo a Roma, però non sono può in affascinare tanti. Noi stiamo pagando la politica industriale che non c'è stata. Certo, lo Le vediamo. imprese leader sono scappate, vanno alla ricerca di spendere il meno possibile per produrre i propri manufatti Non c'è nulla in qualsiasi di questo. settore. E noi le tasse le aumentiamo. Renzi non ha proposto niente per cambiare Allora, ogni i volta. giovani non hanno prospettiva perché le industrie non investono. La burocrazia in 7 che mesi ovviamente non è che si può cambiare un Politica sistema che non ci sono ma io non fatte sto dando la politiche colpa, io non sì, sto no. dando la colpa. Penso che converrà con me io ho parlato che sono anni e anni che non si è fatto nulla. E guardi che adesso l'ho si detto sta io, tentando non so se mi hai di fare capito. Io ho detto una politica Infatti, industriale che manca da tanti, ma bisogna tanti anche dirlo a anni. Ma io guardi che l'ho detto 50.000 volte in tutte le occasioni. Riportiamo la discussione sul lavoro. Perché indubbiamente le tensioni sociali che ci sono, e mi auguro che siano tranquille, voglio dire, ma una tensione che sta crescendo è dovuta alla mancanza di lavoro. Quindi le politiche per il lavoro devono essere fatte, io lo dicevo in 1000 occasioni, il problema del sistema bancario in Italia qualcuno ci dovrà mettere mano. Perché oggi la mancanza di finanziamenti, la mancanza di interventi sull'industria, il tentativo comunque solo ed esclusivo di risanamento degli istituti di credito, questo sta aggravando un'economia sempre più alla frutta. Quindi anche, io lancio un'idea per esempio, anche tutti gli incentivi che ci sono stati sulla casa, sul piano casa, sta parlando sul piano casa, sull'energia. Perché ai soggetti che ne fanno richiesta, invece di aspettare 10 anni il bonus di sgravi, non vengono dati e finanziati subito dalle banche? Bene, grazie a Franceschini, lancio la pubblicità, poi sento anche l'opinione degli attori che sono qui per presentare un'opera molto importante che si chiama Il Leone di Vetro. Il Leone di Vetro. Dopo la pubblicità sentiamo l'opinione di quello che abbiamo sentito fino adesso di Alvaro Gradella e Carla Stella e anche Adriano Giuliani e Zdenka Horvat, che sono i cittadini che hanno chiesto di venire alla piazza. Pubblicità. Anche Alvaro Gradella è un cittadino, oltre che attore. Allora, prima di attore, la tua opinione su questa puntata? È una puntata interessante, bella, vengono anche delle idee, abbiamo anche sentito parlare di tipo di lavoro che i giovani potrebbero intraprendere o essere invogliati a intraprendere. Mi ricollego al film del quale parleremo fra breve e che io ho interpretato assieme a Carla Stella, Il Leone di Vetro. È un film ambientato in Veneto, ovviamente, si chiama appunto Il Leone di Vetro e in inglese The Lion of Venice, ma è un film che parla in realtà di moltissime zone della nostra Italia. Allora e lì vediamo le nostre radici. Allora vogliamo vedere il trailer perché prima? Sarà interessante. Allora vediamo il trailer del Leone di Vetro, che è su tutte le multisala, comincerà appunto a Treviso, al multisala Corso, al Cinema Méliès di Conegliano, al Cineplex Dream Park di Padova, lo trovate al Cristallo di Oderzo, a Vicenza al Teatro Primavera,
Poi avete anche a Mestre, Luci Cinema, e anche al Don Bosco, a San Donà di Piave. Dal 13 novembre. Dal 13 novembre. Vediamo. Cineplex, Due l'ho Carrare. detto, sì, 2 Carrare. Adesso vediamo il trailer. Siamo nel 1866, a pochi giorni dal referendum del 22 ottobre che di fatto sancirà l'annessione del Veneto al Regno d'Italia. Attraverso le vicende di 2 famiglie venete, i Biasin, che da generazioni producono e commerciano vino in tutta Europa, e i Querini, aristocratici in decadenza, si narra il periodo tra la caduta di Venezia per mano di Napoleone e la sua annessione all'Italia. Tra guerra, conflitti, rivelazioni e intrecci amorosi. Questo è Il Leone di Vetro, opera prima del regista napoletano Salvatore Chiosi, prodotto da Venice Film in collaborazione con Culture Active, Running TV International e Big. Un progetto realizzato con il contributo del Fondo Cinema e Audiovisivo della Regione del Veneto e con il sostegno di Treviso Film Commission e Consorzio Vini Venezia. Già presentato alla 71esima Mostra del Cinema di Venezia nello spazio della Regione Veneto, riscuotendo grande successo durante la proiezione in anteprima al Lido di Venezia e vincitore del Fauno Danzante per la migliore colonna sonora al Festival del Cinema di Pompei, Il Leone di Vetro arriva ora nelle sale giovedì 13 novembre, distribuito dalla Whale Pictures, con un cast che vede la presenza di Sara Ricci, già vista in Vivere, Christian Jansante, voce di Bradley Cooper e di Johnny Depp, del giovane e talentuoso Maximiliano Hernando Bruno, già visto in televisione con Squadra Antimafia, Cugino e Cugino e al cinema con Caribbean Bastard, qui anche il produttore e sceneggiatore, del veneziano Andrea Pergolesi insieme a Claudio De Davide, il patriarca, e a Carla Stella. Una storia che saprà riscoprire il passato raccontando le radici di questo territorio. Nel cast artistico sono presenti anche Stefano Scandaletti, premio Off, e Diego Pagotto, Faccia d'Angelo, Eleonora Panizzo, Alvaro Gradella. Il film, girato in buona parte nei luoghi di produzione del Raboso del Piave, con un flashback ripercorre anche la vicenda storica delle Pasque veronesi del 1797, quando Verona insorse contro Napoleone. All'ombra delle vigne vive da sempre la famiglia dei Biasin, produttori di vino. L'intera famiglia da generazioni si dedica con passione alla sua produzione, tanto che il marchio e la bottiglia del loro vino, il Leone di Vetro per l'appunto, sono simbolo di qualità ricercati in tutta Europa. Nella spaccatura che attraversa il popolo, fra chi è a favore dell'annessione e chi è contro, si traccia la storia dell'Italia e la storia dei Biasin, legata come rami della vigna a quella dei Querini, la contessa Cecilia e la contessina Elena. I cambiamenti in atto storicamente e all'interno del nucleo familiare, fra intrighi, passioni, dolori, apriranno nuovi scenari e prospettive inaspettate. Il Leone di Vetro nelle sale da giovedì 13 novembre, un film assolutamente da non perdere. No, mi viene da ridere perché Carla Stella, l'avete vista là, è diversa da com'è qua, no? C'è proprio un'attrice, Dai, dimmi, fammi un commento. Commento. Quando mi si presenta un personaggio completamente differente da me, io gioisco. Gioisco perché... Ridevi anche prima quando mi guardavi. Sì, io rido frequentemente anche perché penso sempre a cose bizzarre. No, sono contenta di fare personaggi, di prestarmi a far cose diverse. Insomma, io faccio una donna, mi calo nei panni di una donna del 1866, se poi si ricorda che nel 1865 è venuto fuori il codice di famiglia che sanciva appunto che la donna non aveva nessun diritto di esercitare la tutela sui figli legittimi, di non entrare negli uffici pubblici, non poteva entrare neanche negli uffici pubblici e soprattutto poteva lavorare, e questo lo dico con parole mie, non con le parole del codice di famiglia, poteva lavorare dal mattino alla sera, sgobbare come un mulo. I soldi venivano dati al marito e li gestiva il marito, per cui quando mi si presenta un personaggio così, questo è un personaggio, è un film storico, un documento storico, insomma, sì, c'è
c'è molta carne al fuoco. Tu sei per l'Italia unita come persona, però qua, devo stai dire, recitando per l'annessione. Dopo do la parola a Mara Bizzotto perché sono un provocatore di professione. No, tu sei per l'Italia unita, me l'hai detto prima di entrare in onda. Sei per l'Italia unita, però hai fatto un film che diceva l'annessione. Dai, fammi un commento. Mi costringono a non parlare. Dimmi. No, io mi sento cittadina del mondo, questa è un'altra cosa. L'Italia unita, nel film io non sono per l'Italia unita, non sono neanche per... cioè io sono una donna che apprende lì per lì quello che sta succedendo nella mia famiglia. L'Italia unita, il figlio che... Io ho 2 figli naturalmente, io ho un figlio che si chiama Spartaco e un figlio che si chiama Marco. Spartaco che è con gli austriaci, ancora con gli austriaci, quindi si dà il brigantaggio, insomma cose, fenomeni che sono stati praticamente tutti prima dell'Italia unita, no? E l'altro figlio che lavora per l'unificazione dell'Italia. Io non è che tengo per l'Italia o tifo, cioè io vedo che c'è un disastro nella mia famiglia, il marito che è un qualunquista, per cui sì, prima parteggia per l'Italia, poi perché ci sono tasse, sì esatto, e io prendo... Sì, no, è esattamente come adesso. Stiamo vivendo questo... Alvaro Gradella. È una unità che divide, insomma. È un'unità che divide, esattamente. Se abbiamo visto, abbiamo sentito molto ben fatto il commento. Infatti ha detto tutto. Di lavoro prima e delle nostre radici. Le nostre radici, non solo del Veneto, ma di tutta l'Italia, sono agricoltura e commercio. Sì. Io credo che forse dovremmo fare, visto che voi avete parlato di industria, che forse decenni fa è stata fatta una certa scelta, quella di spingere follemente l'industrializzazione del nostro paese e emarginando sempre più, spesso disprezzandola, l'agricoltura e in qualche modo anche il commercio. Se fosse stata fatta invece a suo tempo una scelta un pochettino più equilibrata, quindi cercando di non spingere esclusivamente i posti di lavoro verso l'industria, ma comunque continuando a tenere giustamente nel merito che merita, nella dimensione che merita l'agricoltura e il commercio, forse adesso ci sarebbero più posti di lavoro e forse ci sarebbe anche meno gente da licenziare. Vuoi farmi un commento sul Leone di Vetro? Sul Leone di Vetro io faccio la parte, visto che tu chiedi, ma tu sei pro o contro? Io nel film faccio il podestà, che è poi la figura, era una figura un po' a metà fra il prefetto e il sindaco, ed ero assolutamente un uomo dell'apparato, ed ero uno di quelli che aveva un atteggiamento ovviamente coartativo nei confronti dei propri cittadini e stava lì bello a vedere come si votava, perché quella votazione tu quindi che ricorderemo eri assolutamente sì, dovete votare sì, dovete votare sì. Eri là per l'Italia. Dimmi Carla, poi diamo anche la parola alla Mara che, ecco, dimmi. Ma oltretutto lui è, a parte che è brevissimo Alvaro, ma è dentro a questa parte, come la difende anche, come la era difende. lì per difendere il referendum, invece tu proponi questa sera un altro referendum. Allora, quel referendum che è quello dell'indipendenza del Veneto. Sì, perché partendo dal film, quello fu un referendum truffa, come potrai confermare, certo, ma al di là della storia che è stata scritta, credo che dobbiamo ragionare sull'attualità e lo stiamo dicendo adesso. Ci sono i nostri giovani che vanno via, ci sono i nostri comuni che non ce la fanno più, ci sono ogni anno 21 miliardi di euro che vengono regalati a Roma. Allora la Regione Veneto finalmente ha approvato una legge per consentire ai veneti di esprimere la propria opinione attraverso un referendum. Sapete, lo diciamo oggi, che per evitare qualsiasi tipo di problema, per fare questo referendum servono donazioni dei cittadini, servono apparentemente tanti soldi, 14 milioni, ma se dividiamo questa cifra per i 5 milioni di Veneto sono mediamente 3 euro a testa. Allora credo che col sacrificio di tutti noi veneti, ognuno secondo le proprie possibilità, ognuno dà quello che vuole, avremo l'occasione storica di decidere il nostro futuro e soprattutto di spiegare a Roma e a Bruxelles che
noi veneti siamo stanchi di pagare, abbiamo bisogno di aiutare i nostri cittadini, la nostra gente. Quindi credo e chiedo tutte alle forze politiche, al di là di come la si pensi, chi crede il referendum nell'indipendenza è un del atto Veneto di democrazia che dobbiamo permettere di fare. Grazie, devo lanciare la pubblicità e poi ne vedremo ancora delle belle, perché voi sapete che la piazza è diventato uno strumento molto innovativo e particolare ed è per questo che è sempre più vista. Pubblicità. Do notizie in anteprima perché ne vedremo delle belle, perché Matteo Salvini ha detto che si candida come premier diciamo a livello nazionale molto presto, e c'era anche un altro che si stava candidando che è Flavio Tosi come premier, quindi abbiamo le due anime, due della Lega ci sono, uno è con i russi perché Matteo Salvini è con Putin insieme alla Le Pen, sappiamo che il Parlamento europeo ha una visione, è per questo che ha successo anche al sud dell'Italia, perché adesso il sud dell'Italia è oggetto di diciamo attenzione. L'altro invece è con gli americani e sono posizioni diverse. Abbiamo qua un esponente, quindi abbiamo delle alternative a Renzi che sono da un lato Matteo Salvini e dall'altro Flavio Tosi nel centrodestra, e poi abbiamo Salvini, cioè una cosa effervescente. Quindi Zaia si trova di fatto a voler fare un candidato del centrodestra con un centrodestra che non è più rappresentato da Salvini, perché vuole andare fuori da Alfano, CCD, Forza Italia e compagnia. È un bel rebus da risolvere. Ne parliamo con le nostre due donne, che sono una con Renzi e l'altra con la Lega. Com'è questa storia? Come fa Zaia a fare una coalizione di centrodestra quando Salvini ha detto che lui va a presentarsi come candidato fuori dal centrodestra? È un bel rebus. Cosa farà Tosi e cosa farà Zaia? Beh, una cosa alla volta. Innanzitutto le regionali sono tra poco e credo che Zaia voglia ricandidarsi bene o male con la coalizione che lo ha sostenuto in questi anni. È ovvio che il centrodestra Veneto e il nuovo centrodestra Veneto deve fare una riflessione, perché spero che il nuovo centrodestra Veneto non condivida quello che sta facendo Alfano, insomma, come sta guidando la questione immigrazione. Tu hai detto che Salvini è di destra, ma se il tema attuale da nord a sud in Veneto sicuramente di destra. Ho detto che diciamo, ha una visione diversa, perché intanto è amico di Putin. Certo. È andato anche a Mosca insieme anche alla Le Pen, che vuole uscire dalla NATO, quindi sicuramente non si sa se è di destra o di sinistra, lui è leghista, ma ha una visione diversa da Tosi e diversa dal centrodestra di Berlusconi, di Alfano, che l'ha detto pubblicamente che lui non vuole. Allora, sulla questione migrazione, Tosi, Zaia, noi tutti leghisti, ma soprattutto i cittadini la pensano allo stesso modo. L'immigrazione, come è gestita adesso da Alfano e da Renzi, è una cosa che non si può più sostenere. Quindi non fate alleanza con loro. O cambiano, spero che cambi, spero soprattutto che Renzi si renda conto che non si può più andare avanti così, perché continuano ad arrivare a migliaia, sono 150.000 i clandestini, 150.000. Sì, ma devo trovare l'accordo, se no Zaia non vince. Ma Salvini, che è tanto amico di Zaia, non gli ha fatto un bel servizio. Facendo le dichiarazioni che ha fatto a livello nazionale, guarda che ride già la Pavanello, che ride, non gli ha fatto un bel servizio Salvini a Zaia. Io ho incontrato Zaia l'altra sera, non era preoccupato di questo, ecco, anche perché ha confermato che non ha gli alleati? Ma abbiamo un'autonomia. Guarda, sinistra ci pensa lui a dividersi, voglio dire. La Lega è autonoma anche su questo. Sarà la segreteria nazionale, che per noi è quella veneta, quindi sarà Tosi col direttivo nazionale a decidere le alleanze da fare. Sarà Tosi che comanda nel Veneto, non Salvini. Quindi sarà Flavio Tosi, che era seduto qua la scorsa settimana. Siamo sufficientemente... E fra poco verrà l'Alessandra Moretti al posto della Pavanello. Che ha fatto fuori al posto della Pavanello, che adesso fa una riflessione. Poi ci sarà presto la Moretti che viene a dire cosa vuol fare. Allora, Maria Rosa Pavanello. I problemi sono di qua, tra la Moretti, sentiamo la sinistra. Una riflessione pratica. Anche a sinistra a me risulta che
perlomeno l'ultimo anno e mezzo in Regione, proprio questa frizione si è rivelata in tantissimi atti, ci sono molte norme perché la Regione deve legiferare, questo contrasto che insomma è stato ben detto adesso da Luigi, è un anno e mezzo che si riflette negli atti della Regione Veneto, c'è uno stallo, io non dico che il Presidente non sia molto bravo, però io so per certo che ci sono norme e norme che sono ferme, solo recentemente quindi si sono che Zaia è bravo, sbloccate. è già questo, Ma non può fare da solo. Insomma, io riconosco il valore, insomma, è sotto gli occhi di tutti che è molto bravo a presentarsi e a comunicare, però bisogna anche vedere poi quello che è stato fatto. Una divisione o di Zaia? No, sto parlando di Zaia, La divisione c'è stata, è un anno e mezzo che c'è uno stallo su norme importantissime. Io ricordo una cosa, noi parliamo dell'indipendenza del Veneto, ma abbiamo milioni e milioni di euro che arrivano dall'Europa che la Regione Veneto è stata pesantemente richiamata perché li sta distribuendo solo adesso. Io lo dico, c'è stato un ritardo, io non ho interrotto, io sono abbastanza siccome sono corretta. Parlamentare europea, ma io invece sono sindaco e vedo le DGR della Regione che stanno arrivando su contributi che in 2 mesi dobbiamo sfornare progetti per avere i contributi. A esprimere preoccupazione, conferma che è vero. La prima e penso c'è che un enorme e l'ho detto anche qua, ero preoccupata perché eravamo un po' troppo lenti a spendere quei fondi. Ma siete già in ritardo perché sono i fondi del 2013, il fondo di coesione. Ho capito, però finiscono nel 2013 e adesso sono spesi entro il 2015. Devono essere assegnati entro questo anno, altrimenti poi il Veneto perde risorse. Io osservo questo. È arrivato nel 2010, noi abbiamo visto le elezioni di secondo livello che ci sono state nelle province, nelle nuove province, ci sono state alleanze molto ampie. Noi siamo per la concretezza, io dico questo. Quindi ne vedremo delle belle. No, ne vedremo noi abbiamo le primarie, ma le primarie del Partito Democratico sono sempre primarie molto combattute. Ma in fondo vedremo anche le primarie. Adesso seguirò anche le primarie perché voglio che ci sia dibattito in tutti i partiti, non solo nel Partito Democratico, ma anche nella Lega Nord. Io non rispondo a nessun interesse personale, solo alla verità, a quello che io penso. E noi notiamo su tutti i giornali che Salvini vuole affrancarsi da una coalizione di centrodestra che secondo lui ormai è vecchia, e io do ragione a Salvini. E poi abbiamo però Salvini che cerca di appoggiare col suo delfino Zaia, che sarebbe contro Tosi o comunque diverso da Tosi, con una coalizione di centrodestra che però il suo capo, diciamo, gli contesta. Quindi è una situazione un po' ingarbugliata, capisci? Che nelle regionali si faccia un'alleanza con il centrodestra vecchio e in Italia si faccia invece una controalleanza, cioè bisogna che risolvano questo problema. Secondo me lo saprà risolvere molto bene Flavio Tosi. Sentiamo quello che hanno da dire i nostri cittadini. Allora, funziona? Sì che funziona. Io mi presento Adriano Giuliani San Daniele, ho fatto il segretario 4 anni dalla Lega Nord, ma io ho sempre visto gli alti dirigenti quando sbagliano ci davano la colpa sempre alla base. Invece devono mettersi in testa che il partito è una piramide. Ma parla con il capo è sopra la punta e la base è sotto. Se la base va via crolla tutta, come si vede adesso fra scandali, consiglieri, rimborsi che mi hanno fatto venire su le bodella. Che io sono già 2 o 3 anni che non faccio più la tessera per quel motivo lì, per protesta, però ho sempre l'idea di leghista. Il federalismo fiscale, il Stato tedesco ha i land federali, la Svizzera non è mica lontana da Salvini e da Bossi Cantoni, perché non copiano? Perché vanno a cercare qualcosa che non sono capaci di mettere su in piedi. Poi mi dicono, i politici sono tutti uguali, la politica è sporca. No, la politica è bella, sono le persone sporche, non la politica. Poi tornando sui studenti dell'università che scappano, non per elogiare Tito, mia moglie è croata, in ex Jugoslavia, se un ragazzo era intelligente, sia stato contadino, maestro, no, figlio di un dottore, non importa, andava all'università
Esatto. Però io li ho visti io negli anni 70. Tua moglie che ha conosciuto, no, perché sta parlando della pubblicità. Fai una riflessione anche a tua moglie quando c'era Tito di là. Come si vive? Dai il microfono. Dai, come si viveva quando c'era Tito là? Ma si vedeva che era la dittatura, quello sappiamo tutti. Beh, fra poco ci sarà anche qua la dittatura, quindi non è un problema, ci abitueremo. Chissà dove mi manderanno a me lavorare. Mi manderanno a lavorare, chissà, in un'azienda agraria. Perché la via... Potrebbe anche essere un bel lavoro. Dimmi, dai. Perché la via, uno che aveva ragione sa che fine che ha fatto, che non poteva mai andare avanti. Perché io sono scappata tanti anni fa dal Tito, tutta la famiglia. Però papà hanno preso, l'ha fatto due anni e noi abbiamo riprovato e abbiamo avuto asilo politico noi quegli anni, però con tanto documenti, non come oggi che si li dà a tutti, quello non è possibile. Io ho fatto anche io, sono andata a lavorare in Francia, ho rispettato le regole. Regole, quello era da rispettare e non ho fatto quello che fanno oggi. Grazie. Saranno tutti da mandarli a casa. Devo lasciare la pubblicità, dopo ti ridò la parola, lancio un appello al presidente Zaia. Mi ha chiamato una telespettatrice, la Bianca, che sta facendo, non dico il cognome, cure a Treviso, cure per il cancro. Quindi fa il trattamento della chemioterapia e mi dice che spesso è rotta la macchina della chemioterapia dell'ospedale. Lancio un appello a che si ripari questa macchina per permettere ai malati oncologici di poter seguire le cure. Pubblicità. Siamo in chiusura, un minuto a testa, cominciamo con te, un minuto in conclusione, Carla, oppure altri, non so, quello che vuoi, dimmi. Sì, hai 2 figli anche tu che sono all'estero. Sì, ho 2 figli anch'io che sono all'estero. No, ripensavo prima, che è tutto molto veloce qui, alla Costituzione di Calamandrei, il discorso che ha fatto all'Università di Milano nel 59. Detto adesso, insomma, andate a vederla perché c'è su internet, insomma, si trova la Costituzione di Calamandrei, è poesia, insomma, poesia pura, no? E questa dell'Italia che si fonda sul lavoro e che invita i ragazzi a leggere la Costituzione, a lavorare, a interessarsi di politica. Lui invitava le persone, gli studenti, l'ha fatta all'Università di Milano, invitava a interessarsi della politica, a sapere quello che succede. Io ho i figli che nel 2001, proprio quando sono cadute le torri, uno è andato in Inghilterra così per vedere come si poteva trovare, eccetera. È rimasto lì. Il dramma è rimasto lì e anche il più piccolo. Grazie. È difficile, sì. Grazie, è molto buona difficile. fortuna per questo importante film. Ecco, allora Maria Rosa Pavanello, in chiusura. Sulle primarie torneremo più avanti. Beh, le primarie sono appena 30, state decise, ci sono 3 settimane. Vota PD, no? No, chi alle primarie? Ah, chi alle primarie? Chi vota alle primarie? Io ci penserò. No. Chi voterai tu alle primarie? Io penso l'ho conosciuta, veramente ci siamo conosciuti quando io ero appena stata eletta, abbiamo fatto un dibattito assieme, sono andata in quel del Veronese, ma io penso che trovo alcune accuse di questi giorni, alcune uscite troppo violente, perché poi le donne giovani che hanno anche, come dire, così voglia, credo che debbano anche avere spazio, non dobbiamo usare dei toni, mi sembrano che siano stati usati toni un po' troppo violenti. Ecco. A me pare, io dico una cosa, io credo che la competizione nel Veneto sia per la prima volta una competizione non decisa, al di là delle grandi qualità che ha il presidente Zaia, e su questo non riconosco. Ieri è stato fatto una convention, il centrodestra, il vicepresidente Marino Zorzato ha promosso un incontro molto particolare, ho visto, sono stati portati dei dati, mi pare che per la prima volta in assoluto non è chiaro chi vincerà e soprattutto quali saranno le coalizioni. 30.000 secondo i dati, no? Perfetto. Diversità. Quello che c'è bisogno e che dico, c'è bisogno di ritornare ad ascoltare maggiormente i comuni e i cittadini. E questa regione in realtà questo errore lo ha fatto. Grazie. Grazie. Mara Bizzotto, europarlamentare Lega Nord.
In chiusura. Io sono convinta che alla fine le primarie le vincerà Moretti. Le accuse che gli vengono rivolte dal web e da tanti altri è che è la candidata per tutte le occasioni, e su questo credo che i cittadini abbiano ragione. Io ho fatto consigliere comunale, assessore, consigliere regionale, ora parlamentare, però ho fatto tutto per 8-9 anni, perché non puoi arrivare e riandartene. Quindi credo che il problema suo sia questo, troppe cose penso non sia... È la candidata migliore da opporre a Zaia, nonostante tutto Zaia vincerà comunque, perché ha saputo amministrare bene e governare bene il territorio. È un momento molto difficile dal punto di vista economico. Torneremo anche su questi temi, ovviamente abbiamo fino alle regionali, se mi lasciano parlare. Se vedete un altro qua vuol dire che qualcuno ha chiamato, ha detto azienda agraria a Luigi Gandhi, azienda agraria, però poi scriverò sui giornali, per cui interagirò sempre comunque. Se mi fa... No, ma non credo, ma comunque. Allora, dai, Franceschini. Ma io credo che abbiamo un'occasione qui stasera di avere una rappresentante della Lega che governano questa regione, una rappresentante del PD che governa questo paese. Io credo che devono essere fatte delle scelte importanti per il lavoro e per i lavoratori, per i cittadini. Bisogna ascoltare la base, bisogna ascoltare chi vota, bisogna ascoltare le tensioni sociali che ci sono e bisogna dialogare. Pensare di fare delle proposte perché gli altri li subiscono credo che sia difficile, e credo questo sia un messaggio che voi due che siete qui e che dialogate con i vostri rispettivi partiti, i vostri rispettivi governi locali e nazionali, evidentemente sia un messaggio da recepire. Purtroppo stia succedendo questo a Roma. Grazie che si imponga a Valerio Franceschini, segretario generale della Fenial Will del Veneto, Mario Pozza, vicepresidente della Camera di Commercio di Treviso. Ma direi che per quanto riguarda il mondo dell'economia ci auguriamo che le due forze che scenderanno in campo indubbiamente se la giocheranno loro, e quindi al più presto trovano una quadra, perché abbiamo bisogno di stabilità, abbiamo bisogno di un progetto che sia un progetto appetibile, perché ci siano di nuovi investimenti, perché l'imprenditore riprenda fiducia nelle istituzioni e soprattutto perché la Regione ha forte competenza sul mondo dell'artigianato, sul mondo del commercio, e quindi ha competenze dello Stato sul mondo della formazione professionale. Però non dimentichiamoci, siamo la seconda regione in Italia, non dimentichiamoci che siamo il secondo paese in Europa nel manifatturiero. Non dimentico mai, è per quello che dico allora che le forze politiche devono in questo momento dare un segnale chiaro di apertura alla società civile, perché credo se la giochino lì. Io adesso non scommetterei se vince uno o se vince l'altro. Veniamo da un momento molto brutto. Vedremo delle belle da qua a marzo. Che la politica non ha dato un buon esempio, vedi il caso Mose da una parte, dal centro-sinistra vediamo che ci sono tante aspettative e tante attese e tante promesse, quindi ci deve essere un consolidamento. Per questo dico c'è bisogno di un'apertura verso la società civile di tutti e due gli schieramenti, per far sì che la popolazione, l'imprenditore, l'operaio e il professionista rivolga il suo voto su una squadra a Mario che Pozza. possa dare. Sentiamo il nostro amico Roberto Serra. Io invece vorrò proprio vedere i dati alla fine di questa tornata elettorale di quante persone andranno a votare. Se il comportamento continuerà sempre a essere la famosa spaccatura, dove la società civile viene completamente allontanata da quello che è il disegno politico di uno Stato, ma anche di una stessa regione. Quello che dico io, e quello che te lo dissi un'altra volta, sarà una cosa sbagliata o giusta, anche nelle candidature, cioè io vedo la Moretti, candidata per 1000 stagioni, così la definivano, oppure un'arrampicatrice come è stata definita da tanti altri, no? Va bene. Forse perché non ci sono io non vorrei mai che in questa regione succedesse come quello... A me pare che sia la cosa più semplice, perché non siamo ancora entrati nel dettaglio dei contenuti e delle proposte. Mi pare un modo un po' io spero che chi va a governare una regione non faccia come è successo nella nostra regione in Friuli Venezia Giulia, dove la Serracchiani in una trasmissione sulla 7 ha avuto il coraggio di dire che quello è il suo secondo lavoro. Io personalmente, da abitante di quella regione, mi sono sentito altamente offeso. Con questo ho concluso. Grazie, io dico invece andate a mangiare l'oca anche a Milano, perché chi non mangia l'oca a San Martino c'ha il becco di un quattrino, dice il detto, vero Sindaco? E quindi l'11 di novembre, che è il giorno agrario, no, dell'anno agrario, si mangia martedì. L'oca, però c'è anche domenica, io invito, c'è proprio il gioco dell'oca in piazza, domenica
per la prima volta totalmente gratuito, tutti possono venire a vedere e divertirsi, è il gioco dell'oca ricostruito in misure grandi. Ecco. Sono due posti che si contendono, diciamo, l'oca. Avevano cominciato i veneti e i friulani sono di dopo. Allora, loro avevano il gioco dell'oca che è unico però, e a Morsano non c'è il gioco dell'oca, la domenica. È proprio, sono delle pedine giganti con le squadre, delle pedine giganti, bellissimo. Avevo visto anni fa questo spettacolo e poi c'è ovviamente la grande oca, domenica no, che domenica no, e poi la tradizione sarebbe di mangiare l'oca, certo, e poi si mangia l'oca vengono a vedere il film voi volete che vadano a mangiare l'oca e poi a vedere il film. Ecco, questo è molto importante, questo è l'aspetto positivo del nostro Veneto, del nostro Friuli Venezia Giulia, è il fatto di saper ridere. Vuoi dire due parole a quelli di San Daniele tu? Dimmi, a quelli di San Daniele cosa vuoi dire che guardano? Io, quelli di San Daniele, che hanno il prosciutto buono, va bene. Però bisogna sapere dove si va a mangiare il prosciutto. Non fare pubblicità. No, non dico la pubblicità, perché c'è il maiale e maiale, come il vino, c'è il vino che beve il contadino e quello che vende. Bene. Così anche nell'agricoltura. Bene. Poi un'altra cosa, io o lei, andiamo indietro col tempo, la prima guerra mondiale, mio nonno, il papà di mia mamma, era sul Monte Crostis. Sì. Suo nonno era sul Monte Volaia, dall'altra parte si sparavano. Hai visto dopo 40 anni più 2 nipoti che i nonni si ammazzavano. Grazie, viva la nostra pace, non la guerra. Gradere una battuta finale, veloce. Il 13 novembre c'è un film che comunque parla sia di pace che di guerra, che è Il Leone di Vetro. Bene, vi invito a vedere. Grazie, alla prossima puntata, prima che mi mandino a lavorare all'azienda agraria. Arrivederci, buonanotte. Arrivederci.